Grazie a tutti, buona giornata. Vi porto con tutto il cuore il saluto dell'assessore Corazzari e dell'amministrazione regionale, della giunta regionale in generale. Come avete sentito, io sono un funzionario regionale, assieme all'avvocato Centamore abbiamo lavorato per l'attuazione, per favorire l'attuazione di questa legge che ha permesso anche la realizzazione di questa giornata. Devo dire solo una cosa, personalmente sono veramente emozionata, felice di vedere tanti giovani qui, di vedere la presenza delle autorità che testimoniano quotidianamente con il loro impegno la lotta contro la mafia, le infiltrazioni mafiose, il crimine organizzato. E mi piace pensarlo oggi, che in questa giornata dedicata alle vittime innocenti della mafia, perché per me ha un significato molto particolare. La vera prima linea contro la mafia, contro il crimine, sono le persone come voi, come noi, le persone normali che fanno una vita normale e che con il loro agire onesto quotidiano rappresentano il vero baluardo contro il crimine, contro l'uso distorto del denaro e del potere. Quindi io personalmente vi saluto e vi ringrazio moltissimo e faremo quanto è in nostro potere per continuare su questo percorso e per implementarlo così come è previsto e come è stata pensata la legge regionale, proprio per coordinare tutte le politiche regionali in questa ottica, in questa dimensione. Grazie a tutti e buon proseguimento.